insomma oggi siamo a Po Delta Week, la settimana della sostenibilità del Delta del Po, una giornata interamente dedicata al settore della pesca e dell'acquacoltura. Stiamo in questo momento, è in corso un convegno in cui si presentano gli indirizzi, le strategie e le azioni del prossimo ciclo di programmazione del fondo, che sarà fondo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacultura, quindi queste novità, diciamo, di considerare e comprendere finalmente, direi, l'acquacultura anche nell'organizzazione, insomma, delle risorse, nella gestione delle risorse, che è fondamentale per quanto riguarda il vostro consorzio, visto che insomma si tratta proprio della vostra materia prima. Quali sono le vostre aspettative rispetto al fondo, a come funzionerà nella prossima programmazione, quali sono le vostre necessità, di che cosa avete bisogno e cosa vi aspettate che la Regione, poi il FLAG Chioggia Delta del Po, possa mettere in campo per supportare il vostro settore. Bene, grazie, buonasera a tutti. E ora, sicuramente le aspettative nostre sono a livello di agonari, perché come ho ribadito più volte sono stati già fatti alcuni interventi nelle nostre lagune, ma purtroppo negli ultimi tempi abbiamo dei grossi problemi anche a livello alghe per quanto riguarda specie nella sacca di Scardovari, laguna del Canarini e anche Barbamarco, e già in questo periodo ci crea grosse difficoltà anche di ricircolo di acqua e quindi dei grossissimi problemi per quanto riguarda le bocche, per quanto riguarda la sacca di Scardovari, come ripeto, se laguna del Canarini e anche laguna del Barbamarco, che speriamo che anche lì si riesca ad attingere qualche intervento per poter dare un po' di ricircolo d'acqua per le nostre lagune, perché, ripeto, sì, interventi sono stati fatti, alcuni interventi, ma serve ancora dei grossi interventi per far sì che le nostre lagune si possano vivificare o portare ai livelli come era una volta. I pescatori, così come gli agricoltori e altri operatori, insomma, del delta di Chioggia, hanno questa grande capacità di essere resilienti e resistenti anche agli effetti del cambiamento climatico. Ci sono due temi importanti legati al cambiamento climatico: uno riguarda le specie invasive, il granchio blu, e l'altro riguarda l'intrusione salina, nel caso specifico del delta. Quali sono le problematiche del settore che riscontrate e anche qui quali sono le aspettative, le speranze per soprattutto lo sviluppo sostenibile e quindi la mitigazione e il contrasto a questi due problemi? Beh, innanzitutto per quanto riguarda il granchio blu sta facendo un po', ci sta creando delle grossissime difficoltà a livello lagunare, perché tutti i pesci li sta divorando, fino anche alle nostre vongole veraci. Proprio qua a dicembre ci siamo accorti che veramente avevamo avuto dei grossi problemi in un canale qua che avevamo del Canarin. Quindi una specie che è un po', diciamo, invasiva, per fortuna bisogna dire anche che sta andando, stiamo pescando e anche a livello commerciale sta andando via abbastanza bene, e sicuramente bisogna tenerli, pescarne più possibile per tenerli, diciamo, più bassi come produzione, per non che vada a invadere tutte le nostre specie, ecco. Per quanto riguarda invece il cuneo salino, l'anno scorso ci ha dato dei grossi problemi a livello anche di maturazione, sia per quanto riguarda la cozza di Scardovari, quindi cozza DOP unico marchio italiano, ripeto, lo ribadisco più volte, e sia anche per la crescita e anche per la produzione dei semi, perché sì, il cuneo salino sta andando su, ma anche le temperature dell'acqua si sono un po' riscaldate e non si riesce a capire perché, sia per quanto riguarda i semi di vongole averaci, ma anche e soprattutto anche della cozza di Scardovari, che semi di cozze si è fatto fatica a maturare, quindi a trovarsi anche in giro e anche nelle nostre lagune a riprodursi, quindi ha avuto dei grossissimi problemi.